Buongiorno da Sicilia 24, ecco i titoli del telegiornale. Sara Campanella è laureata alla memoria, commozione e lacrime all'Università di Messina durante la proclamazione. La madre della giovane vittima di femminicidio. Porteremo sempre la sua luce ovunque andremo. Lei era coraggio e libertà. Gela aggredito a coltellate il parroco della Chiesa del Carmine. Don Nunzio Samà colpito durante una confessione. Non è in pericolo di vita, i carabinieri a caccia del responsabile, oscuro il movente. Palermo, nuova rissa all'Olivella, luogo del delitto di Paolo Taormina. In 20 si prendono a botte, ma le zone rosse hanno garantito un intervento immediato, contuso uno degli agenti intervenuti. Bomba carta sotto casa dell'assessore palermitano Fabrizio Ferrandelli mentre scoppia un incendio in un alloggio da assegnare a una famiglia in emergenza abitativa. Ferma la reazione all'intimidazione, dice vado avanti. Catania, 30 persone operate di cataratta in 2 cliniche rischiano di perdere la vista per una infezione contratta durante l'intervento. La procura ha aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. L'arte e la musica come veicolo per sensibilizzare i giovani contro la violenza. A Palermo prende vita Fai la tua parte, dove il teatro di Daniela Poggi, le canzoni di Aida Satta Flores e Mariella Nava invitano gli studenti alla riflessione. Torre del Grifo e del Catania, il club del presidente Pelligra ha vinto l'asta per il centro sportivo con un'offerta da 5,5 milioni. Il 30 ottobre l'aggiudicazione definitiva. Il Palermo prepara le iniziative dell'1 novembre per i 125 anni del club. In piazza Politeama la mostra fotografica dedicata ai calciatori rosanero di ieri e oggi. Ben trovati, vogliamo aprire il nostro telegiornale portandovi a Messina, all'università. Oggi è stata una giornata di commozione molto intensa, ma anche di molte lacrime per la consegna della laurea alla memoria a Sara Campanella. Toccanti le parole della madre della giovane vittima di femminicidio, Francesco Triolo. Conferisco a Sara Campanella la laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico con voti 110 su 110 e lode. La voce rotta dalle lacrime della rettrice dell'Università di Messina Giovanna Spatari nel conferire la laurea alla memoria a Sara Campanella, le lacrime di mamma Cetti nel ritirare quella pergamena che la figlia desiderava, aspettava dopo aver sostenuto tutti gli esami, lacrime che oggi dovevano essere di gioia, non di sangue, ripeteva il padre Alessandro. Oggi siamo qui per renderle omaggio, memoria viva, perché Sara merita di prendere la laurea. Noi porteremo sempre la luce di Sara ovunque andremo. Sara era coraggio, era libertà e io non posso essere meno di quello che Sara è stata. Un'aula magna stracolma di autorità, ma soprattutto di giovani, studenti, colleghi e colleghe che hanno voluto esserci. È toccata all'amica Martina discutere la tesi iniziata da Sara e completata dai suoi colleghi, perché la sua morte è una ferita per tutta la comunità. L'esperienza drammatica che ha vissuto questa comunità affinché la morte di Sara non sia avvenuta invano deve essere un monito per tutti. La Regione metterà a disposizione delle borse di studio che porteranno il nome di Sara Campanella. Ogni tesi, ogni borsa di studio, ogni ricerca sarà una voce in più, ha detto la rettrice. La famiglia invece continuerà la sua opera di sensibilizzazione. La violenza è anche quella che non si vede, quella che non è visibile, quella che non si vede soltanto dai gesti, da parole, offese, ma anche quella che non si vede, anche il minimo dubbio.
E adesso andiamo a Gela, dove ci sono stati momenti di paura questa mattina all'interno della chiesa del Carmine, perché un uomo ha aggredito a coltellate il parroco Don Nunzio Samà durante una confessione. Il sacerdote non è in pericolo di vita e i carabinieri stanno cercando l'autore di questo gesto e naturalmente tutto è legato a questo per chiarire il movente. Gerry Italia. Una mattina di terrore nel cuore del centro storico di Gela, dentro la chiesa del Carmine in via Cairoli, un uomo raggiunge la sagrestia e si avvicina al parroco con la scusa di volersi confessare. Pochi istanti dopo l'aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, il sacerdote Don Nunzio Samà è stato colpito all'addome, probabilmente con un coltello o un oggetto appuntito. Ferito di striscio, è riuscito a chiedere aiuto. A dare l'allarme è stata una fedele che ha sentito le urla provenire dalla sagrestia. Subito dopo sono arrivati i sanitari del 118. Il sacerdote è stato trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele, dove è stato medicato e sottoposto a TAC. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La chiesa era aperta per l'adorazione e in pochi minuti si è riempita di residenti e commercianti accorsi per capire cosa fosse successo. È entrato dalla chiesa e poi è andato in sagrestia. Diretto. E la signora dice: ma questo perché sta andando? E poi l'ha visto uscire. E poi ha sentito subito l'urlo, aiuto. E la signora poi ha visto uscire a questo qui. Il sacerdote era cosciente e aveva sangue che gli dalla pancia. Aveva sangue, io l'ho visto. Sì, è rimasto qua un po' seduto con la sede nel tempo che vedesse l'ambulanza. L'aggressore, descritto come un uomo con gravi disagi sociali, è riuscito a fuggire subito dopo. I carabinieri del reparto territoriale stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della chiesa e dei negozi vicini. Nessuno però riesce a spiegarsi come la violenza possa entrare fin dentro un luogo di preghiera. Don Nunzio adesso è fuori pericolo, ma lo shock per la comunità resta profondo. E c'è stata una nuova rissa all'Olivella, laddove a Palermo, lo ricordiamo, è stato ucciso Paolo Taormina. Non si placa dunque la scia di violenza, ma le zone rosse hanno garantito un intervento immediato per sedare per l'appunto la rissa di oggi. Maglio Viola. Non accenna a placarsi la violenza in centro a Palermo, non bastano le zone rosse per evitare gli scontri nell'area dove 2 sabati fa è stato ucciso Paolo Taormina. Una nuova rissa con 20 ragazzi coinvolti è scattata nella notte proprio in zona Olivella. In 20 se ne sono date di santa ragione, ma stavolta è scattato il sistema di controllo. All'arrivo delle pattuglie della polizia municipale, che erano poco distanti, è stato il fuggi-fuggi generale. Nella foga di darsi alla fuga, i giovani hanno travolto gli agenti, uno dei quali è stato scaraventato a terra con violenza. Nella baraonda i poliziotti municipali sono riusciti a bloccare 2 dei contendenti. Si tratta di 2 marocchini di 22 e 27 anni che sono stati denunciati a piede libero. In base alle prime indagini, guardando le immagini di videosorveglianza, lo scontro sarebbe scattato fra 2 gruppi di extracomunitari frequentatori dell'area. Intanto continuano le indagini sull'omicidio del giovane barman assassinato dal reo confesso Gaetano Maranzano. Gli inquirenti sono sulle tracce del 7° giovane del branco dello Zen in azione quella sera. Si tratta del ragazzo schiaffeggiato davanti al locale della famiglia Taormina e andato a rifugiarsi fra le auto parcheggiate. Non è ancora chiaro se il giovane fosse realmente col gruppo dello Zen. Certamente parlava a lungo con Vincenzo Viviano, l'amico di Maranzano, ultimo denunciato per falsa testimonianza ai PM prima che scoppiasse la rissa. Almeno 6 ragazzi, Maranzano più 5 denunciati fino ad ora, vengono comunque dallo Zen. Nel quartiere mercoledì si riunirà la Commissione parlamentare regionale antimafia, un incontro aperto a tutti dopo i 3 blitz in 10 giorni da parte delle forze dell'ordine, un invito agli abitanti a ripudiare la violenza e interrompere questo circolo vizioso. Restiamo a Palermo, dove una bomba carta è stata fatta esplodere sotto casa dell'assessore palermitano, appunto Fabrizio Ferrandelli. Nello stesso momento scoppiava un incendio in una casa che l'assessore avrebbe dovuto assegnare a una famiglia in emergenza abitativa. È stata ferma la reazione di Ferrandelli, ha detto andiamo avanti. Marco Gullà. Un boato forte nella notte, paura, panico. Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell'assessore all'emergenza abitativa del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Parallelamente la casa vandalizzata a Borgo Nuovo, che doveva essere consegnata a una famiglia come aveva denunciato Ferrandelli, è stata data alle fiamme. 2 episodi collegati, inquietanti e preoccupanti. Sulla bomba carta al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la pista di una vera e propria intimidazione contro l'assessore
l'assessore, che però non si ferma e dice andiamo avanti. Indietro non si torna, l'amministrazione comunale è intenzionata ad andare avanti nel percorso di legalità sull'assegnazione degli immobili secondo la lista delle emergenze abitative e soprattutto nessun gesto di singoli violenti può intimidire un'istituzione che è determinata ad andare avanti nel proprio lavoro. Dalla casa vandalizzata all'incendio, poi la bomba carta esplosa vicino casa di Ferrandelli, una sequenza che ha una matrice criminale. Gli interventi contro le occupazioni abusive sono sempre più frequenti a Palermo. Proprio nei giorni scorsi l'assessore aveva dato notizia di altre 4 case popolari acquisite nuovamente al patrimonio del comune. A Messina resta in carcere il catanese Maurizio Salvatore Gravagna, accusato di avere ucciso l'uomo trovato morto lo scorso settembre tra le mura di casa con un tubo di gomma stretto intorno al collo. Il Tribunale del Riesame di Messina infatti ha respinto il ricorso del legale che chiedeva la scarcerazione. E torniamo adesso a Gela. Le telecamere di un locale hanno ripreso l'ennesimo episodio di violenza per futili motivi. Un 34enne accoltellato, un giovane arrestato e una indagine che svela un allarmante intreccio di menzogne e armi. Naturalmente da Gela il nostro Gerry Italia. È la notte del 21 settembre, in un locale della rotonda est di Macchitella la serata si trasforma in violenza. Un 34enne Rocco Smecca viene colpito alla schiena con un coltello, ferite gravissime, un volo in elicottero verso Catania e un intervento d'urgenza per salvarlo. Le indagini, coordinate dalla procura di Gela, hanno portato all'arresto del 24enne Kevin Pisano, accusato di aver sferrato la coltellata insieme ad altri 3 giovani. Tutto sarebbe nato da un banale alterco tra 2 ragazze. Secondo gli inquirenti, Pisano avrebbe voluto mettersi in mostra davanti alla criminalità locale, ma dietro l'aggressione anche un presunto tentativo di depistaggio. Pochi giorni dopo la sorella di uno degli indagati denuncia la vittima per violenza sessuale, una versione che le indagini hanno già smentito. Ha rischiato di morire, dicono gli investigatori. Oggi Smecca è vivo ma porterà per sempre i segni di quella notte, un episodio che riaccende l'allarme, troppi giovani armati, troppa violenza senza motivo. Un ulteriore atto di violenza che poteva arrivare con la morte della persona offesa e soltanto per fortuna e per intervento dei sanitari questo non è avvenuto, e anche in questo caso un momento stupido, futile, da un punto di vista giuridico è stato definito così, futile, che poteva portare a conseguenze incredibili. Sia ai ragazzi sia ai genitori, ai titolari di locale, state molto attenti ad andare in giro armati, non c'è nessun motivo per andare in giro armati, soprattutto con armi illegalmente detenute, perché da una stupida lite tra ragazze, perché in questo caso nasce tra una lite tra ragazze, si può arrivare ad uccidere una persona e a rischiare l'ergastolo per chi commette questi fatti. Dalle immagini delle telecamere alla confessione mancata, gli inquirenti ora cercano di capire se dietro quella lama ci fosse solo rabbia o anche qualcosa di più profondo. Furti a raffica nella notte ad Agrigento, 3 giovani con il volto coperto da casche integrali hanno rubato uno scooter al villaggio Mosè. Di questo vi mostreremo le immagini, ma si presume che sia soltanto un esempio di quanto accaduto negli ultimi tempi ad Agrigento, dove sono stati davvero tanti gli scooter rubati. Sentiamo Davide Sardo. Arrivano indisturbati nel silenzio della notte, in via dei Fiumi, nel quartiere Villaggio Mosè di Agrigento. 3 giovani con il volto coperto da caschi integrali si muovono con sicurezza, come se sapessero già cosa fare. Rompono la catena d'ingresso, poi iniziano a forzare il bloccasterzo e a rompere l'antifurto della ruota. Tutti e 3 in azione, coordinati, una banda ben organizzata. Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza, mostrano la rapidità con cui i ladri portano a termine il colpo. In pochi minuti lo scooter T-Max 500 sparisce. Uno dei giovani lo guida via, mentre gli altri 2 scappano a bordo di un'altra moto. Il video è stato pubblicato sui social dal proprietario, che ha scritto un post divenuto in breve tempo virale. Condividete nella speranza che qualcuno li riconosca e che i genitori si rendano conto del male che arrecano alla società. L'uomo denuncia inoltre che nella stessa zona negli ultimi giorni sarebbero stati rubati almeno 10 scooter. Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini e stanno cercando di risalire ai 3 giovani che potrebbero avere le ore contate. Adesso andiamo a Catania. Ci sono 30 persone che sono state operate nei giorni scorsi di cataratta in 2 cliniche private che adesso rischiano di perdere la vista per una infezione contratta durante l'intervento. La procura ha aperto un'inchiesta per lesioni gravissime, ma ci dice tutto Adelaide Barbagallo.
A Catania un paziente avrebbe perso la vista dall'occhio operato, altri hanno dovuto subire un nuovo intervento per rimuovere il cristallino impiantato. Sono circa 30 le persone con infezioni gravissime ricoverate con la prognosi riservata in diversi ospedali dopo un intervento considerato di routine di cataratta. Per tutti è scattata la profilassi con antibiotici. 2 i centri privati specializzati cui si erano rivolti i pazienti per effettuare l'intervento. Circa 20 le più gravi sono state operate dallo stesso specialista, un noto oculista, in una clinica privata del centro di Catania. La procura etnea ha aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. L'allarme è scattato dopo che numerosi pazienti, a distanza di poche ore dall'intervento, sono stati costretti a recarsi in ospedale lamentando forti dolori e gravi fastidi all'occhio sottoposto all'operazione chirurgica. 6 pazienti che si sono rivolti al Policlinico di Catania, altri si trovano al Cannizzaro e al Garibaldi, 3 sono in cura all'Umberto I di Enna, una donna è tornata a Siracusa per curarsi lì. Per tutti la diagnosi è la stessa, hanno contratto il batterio Enterococcus fecalis. Le analisi sull'acqua fisiologica utilizzata durante gli interventi hanno dato esito negativo. Sotto la lente di ingrandimento ci sono dunque le sale operatorie dei 2 centri privati coinvolti. L'Associazione di Consumatori Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura di Catania e di una segnalazione al Ministro della Salute, chiedendo di avviare verifiche immediate per accertare cause, responsabilità e possibili omissioni. E prima di fermarci per una pausa, una notizia che riguarda Palermo, corruzione alla soprintendenza del mare. È stato arrestato un funzionario proprio mentre intascava una mazzetta. Indaga la procura dopo la denuncia di un imprenditore e di questo naturalmente approfondiremo e ci occuperemo nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi mostreremo delle immagini inquietanti di un vandalo che ha agito nella notte, si è scagliato contro tantissime auto parcheggiate nei pressi di Corso Sicilia. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania, scene di ordinaria follia tra la stazione e Piazza della Repubblica. Filmato da un balcone un uomo, lo vedete, che si accanisce sulle auto parcheggiate, devastando parabrezza, specchietti e tergicristalli, prima di allontanarsi, proferendo peraltro parole incomprensibili. È un episodio che non può non alimentare paura e insicurezza nella zona appunto di Corso Sicilia, teatro di numerosi episodi di violenza negli ultimi mesi. L'altra faccia della medaglia, perché vi mostriamo un'altra Catania, quella dove da oggi sono in servizio 100 nuovi agenti della municipale. Tonino De Mana. Il primo elemento che consente di fare la prevenzione sul territorio è la presenza. Se noi siamo sul territorio preveniamo tante infrazioni. Arrivano i rinforzi, eccoli, i nuovi vigili urbani che vanno a potenziare numericamente un corpo in passato in sofferenza, anche se all'inserimento dei 100 nuovi agenti bisogna sottrarne i 45 vigili andati in pensione. Catania, il sindaco Trantino e con lui il comandante della Polizia Municipale Peruga tirano un sospiro di sollievo in una città dai 1000 problemi, su tutti la viabilità caotica, il parcheggio selvaggio e l'abusivismo commerciale. Le criticità maggiori stanno nella carenza di stalli di sosta, perché ci sono troppe macchine in giro, quindi poco utilizzo dei mezzi pubblici, grande utilizzo del mezzo privato, e questo porta, specialmente in alcune fasce orarie di punta, a fenomeni di congestione importanti, addirittura a volte anche di saturazione, cioè le strade per le dimensioni che hanno, per le caratteristiche che hanno, non sono in grado di assorbire questo volume di traffico. Sosta selvaggia, fronteggiata fin dall'insediamento con l'introduzione delle ganasce. Qui siamo nel perimetro di Piazza Lanza. Gli effetti iniziano a vedersi perché nelle zone dove siamo intervenuti con incisività il fenomeno si è ridotto, addirittura in qualche caso non è più presente. Questo ci fa ben sperare, perché la finalità è quella di garantire la fruizione della zona, non quello di penalizzare il cittadino. Meno agenti negli uffici, più vigili in strada, con il costante presidio in punti nevralgici, in prossimità di scuole ed ospedali. In queste immagini le prime multe in via Lavaggi. In mattinata, nuovi e vecchi agenti hanno dato un contributo personale, donando il sangue. Uno dei primi a farlo, quasi a dare l'esempio, è stato proprio il comandante Peruga.
Adesso ci occupiamo di un altro argomento, dell'arte e della musica come veicolo per sensibilizzare i giovani contro la violenza di genere, perché a Palermo ha preso vita Fai la tua parte, dove il teatro con Daniela Poggi, la musica con Aida Satta-Flores e Mariella Nava hanno invitato appunto gli studenti alla riflessione sul tema. Desiree Ferlito. Picchioni che sgranavi al mondo, grani dispersi di un rosario. La metamorfosi di un fiore, il nuovo singolo di Aida Satta-Flores con la collaborazione di Amedeo Minghi, scelto per Fai la tua parte, un'iniziativa che invita a riflettere sulla violenza di genere e sulla necessità di un cambiamento, non a caso rivolta ai giovani e agli studenti del liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo. Si sviluppa attraverso teatro, musica, mostra e videoclip, coinvolgendo artisti, scuole e realtà sociali del territorio. Daniela Poggi e Mariella Nava sul palco del Cineteatro Colosseum interpretano Figlio non sei più Gio, un toccante monologo di una madre che si rivolge al figlio femminicida, invita i ragazzi a guardare il tema da un altro punto di vista. Ma tu non eri così, tu eri, io non so più com'eri. Sensibilizzazione, presa di coscienza, di cui Aida Satta-Flores, nota cantautrice italiana, si è sempre fatta portavoce. Distribuire gentilezza a casaccio è quello che manca all'umanità. Si distribuisce violenza a casaccio. Un percorso toccante tra musica ed eventi dedicati alla lotta contro la violenza di genere, con la potenza evocativa di quei volti di tutte le donne vittime di femminicidio, fiori recisi nel pieno della vita, in sala come immaginarie spettatrici. Allarme crack, fra i giovanissimi a Catania e Palermo si intensifica la rete di interventi sulla riduzione del danno per chi entra nella spirale della dipendenza da droghe. Giusy Lazzara ne parlerà oggi con Fabio Brogna, direttore del servizio territoriale dipendenze patologiche dell'ASP di Catania, Pino Fusari, responsabile della comunità del Cenacolo Cristo Re, e Francesca Di Giorgio, rappresentante del centro Astalli di Catania, ancora con Mauro Mangano, dirigente scolastico dell'Istituto Onnicomprensivo Musco di Catania. L'appuntamento è con il nostro Sicilia 24 Focus, dopo questo telegiornale appunto su Telecolor, ma anche in streaming su siciliaweb.it. Potrete girare i vostri messaggi di testo alla linea WhatsApp 342 7455 005. Adesso ci fermiamo ancora una volta, c'è una pausa e poi ci occuperemo dell'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo, che va al momento, appunto lo diciamo sicuramente anche nei nostri titoli, al Catania. A tra poco. E adesso siamo al calcio, ma in particolare apriamo parlando della conclusione alle 13 dell'asta per l'aggiudicazione del centro sportivo di Torre del Grifo. L'offerta più alta, arrivata pochi secondi prima del gong, è stata del Catania di Ross Pelligra. Sentiamo Francesco Triolo. Torre del Grifo e del Catania, un'aggiudicazione sul filo di lana, quello del club di Pelligra, che ha offerto pochi secondi prima della scadenza delle 13 5.500.000 euro per aggiudicarsi il centro sportivo. Un risultato arrivato al termine di un'asta cosiddetta sincrona che ha vissuto nella mattinata di oggi e sino proprio alle 13 l'ultimo atto, con una serie di rilanci che hanno alzato il prezzo del valore del centro sportivo. Il Catania inizialmente rilanciato a 4.260.000 euro, quindi il consorzio Aurora è arrivato sino a 4 milioni e mezzo. Il club rosso-azzurro ha dunque rilanciato in maniera decisa sino a 5 milioni, ma non è bastato, perché il gruppo di imprenditori siciliani poco dopo le 12.30 ha effettuato una nuova offerta sino a 5 milioni e 250.000 euro. Il gong delle 13 ha segnato quindi l'aggiudicazione al Catania Football Club con 5 milioni e mezzo. Da domani e sino al 30 ottobre c'è però la possibilità di presentare un'offerta migliorativa del 10% del prezzo di aggiudicazione di oggi. Se così dovesse avvenire, la curatela discrezionalmente può riaprire la gara o decidere di aggiudicarla comunque al soggetto che oggi ha vinto la gara, ovvero il Catania di Ross Pelligra.
A Palermo la mostra fotografica per i 125 anni del club rosanero. In tutto questo la squadra lavora per la gara di sabato a Catanzaro. Marco Gullà. Si avvicina il 125esimo compleanno del Palermo, ovvero l'1 novembre, e il club rosanero, in collaborazione con il comune di Palermo, ha organizzato una mostra con delle fotografie esposte a Piazza Politeama. Dalle foto con calciatori in maglia di lana a quelle più contemporanee, un filo rosa che attraversa questi 125 anni per il club rosanero, tra alti e bassi. È l'ennesimo dimostrazione del lungo periodo, della visione di un lungo periodo che è questo club. È una cosa che noi palermitani facciamo fatica a capire, io per primo. Noi vogliamo subito tutto, vogliamo il risultato, vogliamo l'attico senza costruire le fondamenta. E l'attico si costruisce con le vittorie. Il Palermo infatti lavora proprio per la gara di sabato a Catanzaro alle 19:30. Il tecnico Inzaghi dovrebbe cambiare formazione rispetto a quella mandata in campo contro il Modena. Brunori dovrebbe andare in panchina con Leduaron e Palumbo sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo. A centrocampo ballottaggio Gomez-Ranocchia. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Vi lascio adesso al nostro Sicilia 24 Focus, curato quest'oggi e condotto da Giusy Lazzara sul tema delle dipendenze da crack. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.